buongiorno, ci risiamo, siamo di nuovo partiti e oggi siamo a Orbetello. Stiamo facendo un piccolo tour del centro, alle mie spalle uno dei corsi principali. Per il momento ci piace molto. Orbetello è una città di mare e è una penisola che poi porta ad un'altra parte, ad un'altra, diciamo, piccola, non è un'isola ma è come se lo fosse. E adesso stiamo facendo una piccola passeggiata per il centro. Di fronte a noi, se guardate su Google Maps, vedete com'è fatta Orbetello, quindi è proprio sulla punta di questa penisola e di fronte c'è il Monte Argentario, una delle zone anche abbastanza chic, diventate abbastanza chic della Toscana, del sud della Toscana. Bellissimo, bellissimo, viette piccole, poca gente, è presto, sono le 9:30 quasi le 10, abbiamo già preso il nostro caffè e adesso ci addentriamo per il centro di Orbetello. Abbiamo appena attraversato il mercato comunale coperto, piccolo piccolo, non aspettatevi nessun grande mercato coperto come quello delle grandi città, ma molto autentico, quindi se passate per il centro di Orbetello attraversate questo mercato di 50 metri e guardate un po' di prodotti freschi, frutta, verdura, quindi è una chicchetta dietro una delle piazze principali. Allora, adesso ci siamo spostati, siamo a Capalbio, 30 minuti da Orbetello. Abbiamo parcheggiato in un parcheggio fuori dalle mura e dietro di me ci sono le piccole mura della città di Capalbio. Eccole qua. Questo è l'ingresso della città, è cittadina medievale tra montagna, collina e mare, quindi molto molto particolare. Siamo sulla cima della collina e adesso andiamo a vedere il centro storico, quindi entriamo esattamente da qui. Qui è veramente veramente bello. Andiamo verso la piazza principale, sentiamo già degli odorini, sono appena le 11 ma noi abbiamo già fame e qui si scopre la parte bella. Qui sono tutte piccole trattorie, ristoranti, come si direbbe oggi, questo posto è veramente instagrammabile. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Dopo una salita per arrivare fino a questo punto, siamo a Torre Alfina, un altro dei borghi più belli d'Italia. Vi metto il link sempre qui sotto il video. Alle mie spalle sud, quindi guardiamo verso il Lazio e la vista è bellissima sui tetti del piccolo borgo e alle mie spalle la torre. La torre, quindi il piccolo castello che ci aspetta. Qui c'è l'ingresso e adesso facciamo una visita al piccolo borgo. Il piccolo borgo è proprio qui sotto di noi e vediamo i tetti da qui e c'è un po' da camminare, c'è un po' da salire, quindi fiato e gambe. Siamo entrati dentro la rocca e questi sono i giardini che potete visitare entrando semplicemente. C'è una visita al
all'interno per chi vuole, e stanno preparando un evento, quindi non possiamo trattenerci